Milena Siracusa prende il comando, nuova dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo Sciascia di Agrigento dopo aver lasciato l'Ambrosini di Favara. Ecco, un consuntivo intanto della sua attività precedente e con quale spirito affronterà la nuova guida come dirigente scolastica in questo prestigioso istituto agrigentino. Beh, in questi momenti si vivono sentimenti ambivalenti perché comunque aver lavorato per 2 mandati e quindi per 6 anni in un istituto prestigioso, storico come l'Istituto Professionale Gaspari Ambrosini di Favara ha costituito una tappa fondamentale per la crescita personale e professionale. In queste stagioni abbiamo portato avanti numerosissime iniziative e progetti, occupandoci in modo particolare di sostenere la crescita dei giovani da un punto di vista professionale, proprio prettamente lavorativo, per quelle che erano le peculiarità della scuola e gli obiettivi. Per questo mandato è stata assegnata a quella sede che non lascerò mai, nel senso che quando si creano dei legami, ecco, quelli si mantengono e rimangono e poi fanno parte anche del proprio essere, del proprio modo di vivere la vita e il lavoro. Inizio oggi, da ieri, una nuova sfida professionale in una scuola altrettanto prestigiosa, importante per il territorio di Agrigento e non soltanto, sia nell'offerta formativa, nel settore economico, tecnologico, turistico, che rappresentano i nuovi alfabeti e le possibilità, ecco, di immettere giovani nel mondo del lavoro con una preparazione tale da affrontare anche il cambiamento. È una scuola che ha una lunga tradizione, che porta un nome, il nome di Leonardo Sciascia, anche questo molto impegnativo e ai cui insegnamenti ci ispireremo tutte le volte che bisogna ripartire, ritrovare la strada o prendere una decisione. Mi metto non al comando ma al servizio delle sedi che vengono assegnate, augurandomi di lavorare in piena armonia e soprattutto con la collaborazione e con l'aiuto dei docenti, di tutto il personale della scuola, della comunità dell'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia. Ecco, lei poco fa ha appena terminato un incontro con il corpo docente, ecco, che tipo di accoglienza, ma in particolare che prospettive penserate di realizzare insieme a loro? Beh, un'accoglienza sicuramente premurosa, sguardi di intesa, di punti di vista che già si incontravano. Il mio oggi è stato semplicemente un saluto, ecco, la presentazione di quella che è la mia idea di scuola, l'idea che mi sono fatta crescendo, lavorando come docente, lavorando come dirigente scolastica, portandomi dietro tutte le esperienze precedentemente fatte insieme al collegio. A partire dalle prossime riunioni operative conosceremo meglio l'offerta formativa della scuola, insieme a loro assumeremo le decisioni che appunto l'organo è chiamato ad assumere, non dimenticando il punto di vista importantissimo delle famiglie e quindi in consiglio di istituto o attraverso la rappresentanza dei genitori, preparandoci nelle condizioni di affrontare al meglio l'arrivo dei ragazzi, che sicuramente cambieranno anche l'aspetto della scuola, perché noi siamo qui per loro, per il loro futuro, per raccogliere le loro fragilità e costruire insieme a loro i sogni, e avvalendoci di questo territorio che sicuramente assieme a noi si muoverà con l'idea di un bene della collettività, che bisogna costruire diciamo, la crescita dei cittadini e delle cittadine perché la società tutta migliori.